Voi siete in grado di riconoscere i segni della natura, un'emergenza, qualche cosa che sta accadendo, guardando solo la natura? Ci sono tante cose che possono mettere in pericolo, quindi come va affrontata la situazione? Cosa dobbiamo fare? In questo video ti parlerò di alcune delle cose che potrai trovare, diciamo, pericolose e non accorgerti perché non lo sai semmai. Se per caso ti dovessi ritrovare a passeggiare lungo la spiaggia e all'improvviso vedi che l'acqua incomincia ad abbassarsi ed incomincia ad apparire la spiaggia, meglio scappare ragazzi, fuggire il più via possibile perché molto probabilmente è in arrivo uno tsunami. Ma non dipende ragazzi se stai in Italia, se stai all'estero, ciao Michele. Quindi allontanati il più possibile dalla costa, ciao Domitilla. Quindi in effetti non c'entra che stai in Italia, perché anche un terremoto sott'acqua può far capitare uno tsunami. Non è detto che ciao Massiacca, accade solo nell'Oceano Pacifico, quindi pensate che può raggiungere 800 km all'ora. Quindi sì, ti ricordi avvocato, quindi scappate il più possibile lontano dalla costa, diciamo, perché questo può raggiungere, l'ho detto, 800 km in un'ora, quindi cercate di salire più in alto che puoi. Un'altra cosa, tenere d'occhio le nuvole nel cielo, perché a volte ci sono delle enormi nubi a muro e quando tu le trovi ti conviene correre al riparo il prima possibile, perché di solito queste nuvole sono basse e possono raggiungere circa gli 8 km di lunghezza e capita il tornado ragazzi, perciò dovete scappare il prima possibile. Anche se in Italia queste cose capitano più poco, però può capitare, non è detto che qui, diciamo, non può succedere. Quindi diciamo che ci sono tante cose che possono essere pericolose. Ad esempio, un'altra cosa sono le correnti che si formano in acqua, che si chiamano maretta. Sono dei canali d'acqua di increspata e ci sta la corrente di ritorno. Quindi ragazzi, qui se vi tuffate in questo canaletto, come lo vogliamo chiamare, ci sta il pericolo che ci rimanete perché ci sta una corrente sott'acqua che è fortissima, quindi se mai dovessi rimanere intrappolato cerca di nuotare in parallelo alla spiaggia, quindi l'incontrario, e dirigiti verso riva, anche se ragazzi sì, tipo vortici, è difficile uscire da questa cosa, quindi non è facile. Ad esempio, un'altra cosa, ragazzi, se vedete che gli animali scappano verso di voi, scappate anche voi, perché può darsi che ci sia un incendio da dove arrivano, diciamo. Quindi, se vedete che animali, che ne so, ma non a livello di anfibi e cose, perché questi qua si possono nascondere anche sottoterra, serpenti, questi animali qua. Invece, se vedete che ne so, volpi, lepri che scappano, uccelli, queste cose qua, scappate anche voi dall'altra dove scappano loro perché ci sta qualche incendio in arrivo. Quindi diciamo un fuoco sta dall'altra parte, quindi ci sono tante cose. Un'altra cosa ragazzi è se ti capita che ti senti improvvisamente i capelli rizzare, diciamo, e ti senti, parliamo dell'uomo, ti senti sotto un po' accaldato, scappa il più possibile perché ci sta un fulmine che sta per colpirti, quindi è pericolosissimo. Quindi se ti senti sai, una cosa tipo di elettricità elettrostatica dei capelli, scappa perché sta per colpirti un fulmine, quindi ma è una cosa di secondi ragazzi, quindi come ti accorgi ti devi spostare subito da quel lato là, quindi di destra a sinistra basta che non è lì, quindi anche questo è diciamo pericoloso. Poi un'altra cosa ragazzi, a volte ci stanno delle acque, no? Che fanno dei quadrati in acqua, ci sono tipo come tanti quadrati nell'acqua di mare, ragazzi, lì scappate il più possibile perché sotto ci sono tutti i mulinelli, quindi è pericolosissimo. In effetti sull'acqua di mare voi vedete tanti quadrati,
da lontano. È bello vederlo così da lontano, a fargli una foto e tutto, però è pericolosissimo, ragazzi, perché sotto ci sono tutti i vortici di acqua che girano, ognuno per fatti suoi, quindi è un casino sott'acqua, quindi è impossibile nuotare con la barca in tutte le maniere, non rimanere là, anzi non è non rimanere là, non uscire. Quindi sono delle onde quadrate, quindi se vedi delle onde quadrate esci subito dall'acqua e vai via, perché sono correnti di acqua che si scontrano uno contro l'altro, quindi lo chiamano volgarmente il mare a croce, ma in effetti sono tutti come dei quadrati, tipo un, diciamo, un puzzle, diciamo. Quindi anche questo è pericoloso, può sembrare bello fare la foto, però ragazzi buttarvi dentro no, se state fuori va bene, quindi non ci sta problema. Quindi queste cose qui sono cose normalissime, però che l'ultima altra cosa, ragazzi, quando andate a mare e vedete una, sì, sì, vedete una grotta, diciamo come diciamo salvarsi da guardando gli eventi, diciamo, della natura, questa è. Quando state vicino a delle grotte, no? E c'è la luna piena, ragazzi, mi raccomando, non entrate dentro, perché non potreste uscirne più, perché la marea è bassa, poi come incomincia si alza la marea e potreste rimanere intrappolati in questa grotta, quindi lasciate stare le grotte, specialmente se la notte è, diciamo, luna piena, perché si abbassa la marea, puoi entrare ma poi sicuramente non esci più, quindi diciamo che è così. Quindi un'altra cosa pure vicino ai vulcani, se stai vicino a un vulcano e vedi che ci stanno dei segni di vapore, gas o piccoli terremoti, cerca di andare via, perché secondo la statistica è che sta per eruttare, quindi se vedi che sbuffa e che butta dei getti d'aria e cose così, cerca di allontanarti il più possibile, perché è capace che sia prossima un'esplosione. Un'altra cosa brutta, vabbè, sì, vulcani, sì, sì, sono le nubi a imbuti. Qui sono turbine eoliche, quindi volano senza toccare il suolo, sono, sì, le eruzioni, sì. Con le nubi a imbuto non c'è da scherzare, ragazzi, perché si trasformano in un tornado che può essere anche fatale, cosa di 2-3 secondi, ragazzi, e si forma. Quindi se vedi una nube a imbuto, cerca, ragazzi, di allontanarti il più possibile, perché sono pericolosissime. Quindi cerca di scappare dove puoi. Un'altra cosa, ragazzi, non mangiate i funghi che crescono sugli alberi, perché la maggior parte sono velenosi, quindi sono chiamati addirittura certi angeli della morte. Quindi immaginiamo come, sì, sì, massa d'aria calda e fredda insieme, sì, sì. Quindi un'altra cosa, ragazzi, i serpenti vi pare strano, ma i serpenti più pericolosi, anzi più velenosi, sono coloratissimi. Quindi se vedete un serpente coloratissimo, scappate il più possibile, perché è velenoso. Quindi è una cosa strana, ragazzi, ma però quando sono tutti belli colorati, giallo, rosso, ma veramente no, è sereno tutta la settimana, ci sarà bel tempo, quindi questa settimana che verrà, Annalu, è proprio calda, calda, calda. Sì, sì, è vero, sì, giallo e nero sono velenosi, ma pure rosso e arancione sono quelli là con le bande. Vado fra poco, ragazzi, quindi fra pochino, perciò ho fatto questo video, fra poco me ne vado. Quindi, ragazzi, questi sono dei segni che possono, se tu li vedi, puoi evitare di rimanerci dentro. Quindi sono piccole cose, però possono servire come, infatti, diciamo, se stai a mare e vedi che il mare si ritira, ragazzi,
e comincia a uscire la samente, ci sta qualche tsunami, a parte che ci può stare la bassa marea, vabbè. Però la maggior parte, ragazzi, se vedete proprio che si ritira il mare, allora ragazzi correte. No, Alano, questo qua è solo tipo un kit di bravo, sopravvivenza, diciamolo così. Quindi questo qui in effetti va bene, ragazzi, queste cose sono cose che ognuno poi impara, diciamo, però sono quelle là più facili da riconoscere in effetti. Quindi ragazzi, vi auguro una buona proseguimento di giornata. Io fra poco me ne vado a mare a fare un bel bagno. Quindi se vedo che il mare si ritira, ragazzi, io faccio i chilometri. Quindi ciao avvocato, ciao Lu, ciao a tutti, ciao Diego. Dopo se mai vi faccio una diretta dal mare. No, non sono predisposto alle brutte notizie, Annalu. E il problema è che ci stanno solo quelli. Perché di buone, guarda, non è problema di pubblicarle, è perché ce ne sono. Perché che cosa mi costerebbe a me dire una buona notizia? Nulla. Ma purtroppo dovete giri giri e così. Quindi ragazzi, dopo faccio una bella diretta dal mare così vi faccio vedere com'è. Spero che è pulito, perlomeno. E andiamo, il sole ci sta che è perfetto, quindi spero solo che l'acqua è pulita, solo quello voglio sperare. E vi faccio la diretta dal, diciamo, dal lido. Ci sentiamo più tardi, quindi andiamo a divertirci un po' anche noi. A divertirci, ma io sto in acqua al finale, tutto il giorno, tutta la sera mi sto in acqua perché mi devo mettere, come si dice qua, ci mettere lo scubaccalà. Mi devo sponzare, devo stare in acqua tutta la giornata. Quindi tutta la settimana no, vai male, tranquillo, da tutte le parti, dove stai, Roma, Napoli, Milano, Firenze, giù, ovunque tu stai, ragazzi, sole, sole e sole.